Che differenza c'è tra riciclo e riuso creativo? Oggi ci troviamo a Villa Gera Conegliano, un'immagine, un emblema dell'arte, quindi quanto l'arte può influire anche in questo ambito? Sì, la differenza tra riciclo e riuso è sostanziale. Il riciclo è quando i materiali vengono completamente distrutti per poi rinascere sotto un'altra forma di materiale. Invece il riuso creativo, è quando attraverso l'arte, l'artigianato, ma soprattutto anche diciamo un soffio artistico, le cose vengono trasformate, viene cambiata quindi la funzionalità. Questi elementi che anziché essere completamente distrutti rinascono con la valorizzazione delle immagini stesse che cambiano però funzione. Ci puoi far vedere qualche oggetto e spiegare un po' come nasce il processo di riuso creativo? Sì, ho degli esempi. Intanto sono tutti materiali scarti di aziende. Cosa significa? Che spesso le aziende creano materiali di comunicazione che possono essere roll-up pubblicitari, cataloghi, calendari. Spesso sono in eccesso oppure finiscono il loro utilizzo perché passa alla fiera, quindi non servono più, o perché nel caso ad esempio di Dotto Trains, che è un'azienda che produce i trenini turistici, ogni anno devono rinnovare il catalogo perché cambiano le normative proprio dei trenini che vengono prodotti. Quindi loro cosa fanno? Ci danno tutto il materiale di comunicazione, anche noi anziché distruggere valorizziamo, quindi ritagliamo e creiamo degli accessori, delle cartelline, dei portachiavi, dei giochi, anche per i bambini che poi vanno a fare visita ad Otto, proprio nell'azienda dove vengono creati i trenini, e quindi diamo valore a questi oggetti. Lo facciamo a livello creativo ed è questa proprio la forza, cioè la forza e la bellezza del nostro progetto, unendo tante potenzialità. Quindi condividiamo il nostro laboratorio Ricrearti all'interno di associazioni. Una è l'associazione Il Pesco di Mogliano, Veneto, e una è la piccola comunità di Conegliano. Quindi le utenze, chiamiamole così, le persone, ognuno con le proprie capacità crea un qualcosa, la somma di tanti potenzialità dà vita a questo nostro accessorio che è unico. Secondo te l'arte e quindi il riuso creativo può essere uno strumento o comunque un collante sociale? Assolutamente sì, anzi è il collante sociale, perché come nel caso delle nostre creazioni sono fatte da più persone che hanno varie potenzialità e quindi l'unione che unisce tutte queste potenzialità è l'arte. Questa ad esempio inizialmente era un calendario, la pagina di un calendario di Fincantieri che è stata creata poi questa cartellina che è stata fatta da materiali strappati e bisogna avere delle abilità anche per strappare in un certo modo, da mare colorato, che è colorato ad esempio da persone che soffrono purtroppo di Alzheimer precoce, quindi l'unione di tante potenzialità dà vita all'accessorio unico, quindi l'arte è un collante sociale, assolutamente.